Salve YouTubers, sono qui per fare un'altra recensione che mi è venuta in mente. Vediamo, recensisco tutti i miei film e cartoni animati preferiti. Vediamo, cominciamo. Dennis la minaccia. Vediamo, questo cartone è bellissimo, anche molto simpatico. La grafica è bellissima, è sotto forma di cartone animato. Qua poi c'è scritto anche come un pochino come va, vedete? Poi c'è un po' la grafica sia della copertina, guardate, è bellissima, e sia anche del cartone animato è molto bella, non diciamo che anche quella del cartone animato è poi il film Harry Potter e i doni della morte. Ma questo film è veramente bello, è cupo molto. Io vi consiglio di comprarlo perché guardate che grafica che ha, guardate. Già da cosa si può vedere un film molto bello. E poi guardate qua, c'è scritto anche come andrà. Poi c'è le tartarughe ninja, parte 1 del cartone animato. Vediamo, ci sono 3 puntate, che ce ne sono 2 DVD questi qua, ma ci sono 3 puntate qua, vedete? Vediamo, è anche bello, è bellissimo, quindi io vi consiglio di comprarlo. Poi Casper, anche questo bel cartone, è un bel cartone, come al solito. Qua c'è scritto come andrà la storia, quindi la grafica è bellissima. Poi ti fa vedere il fantasmino buono e quelli cattivi, così vedete, non so se li vedete. Poi c'è Troy, un film degli anni vecchi, tanto tempo fa, che è veramente bellissimo. Io vi consiglio di vederlo, o se lo volete vedere con qualche amico. Qua ti fa vedere i protagonisti, chi sono. Poi qua dice anche i nomi dei protagonisti, spero che ci sia. Ecco, questa qua è anche la parte 2, come avevo detto già prima. E qua ci sono, vediamo, questo ci ho parlato, che c'è, non ho arrivato a detto. Bellissimo cartone animato, come ho detto nel primo. Poi Avengers, bellissimo anche questo, parla di supereroi, anche se io quando la prima volta che l'ho visto non l'ho capito molto bene. Qua ci sono i personaggi, qua non so se vedete. È bellissimo. Qua ci sono i supereroi con Iron Man, Thor, Capitano America e Hulk. Bellissimo anche questo, bella anche la grafica, guardate qua, che bella la grafica. E per finire l'incredibile Hulk, uno dei miei preferiti perché tanto tempo fa, adesso non tanto, mi piaceva
ma tutto adesso il film mi piace però. E Hulk era il mio preferito. E entra nella categoria che erano i miei preferiti. E vi volevo parlare di una cosa, del mio DVD portatile. Cioè è un DVD dove posso portarmelo dove voglio, anche se l'ho messo io così. Aspettate che mo poggio il mio tablet, perché io le mie recensioni le faccio sul tablet. Vediamo, si apre, vabbè, io la metto solo così, via. È così in verità. Ma voi potete anche vedere come si può mettere anche. Qua c'è una carta che mi aveva alcune carte che mi aveva regalato mia cugina, e mia cugina Lucrezia. Anche qua ci sono. Che cosa posso dire adesso? C'è anche il telecomando. Vabbè, noi ci salutiamo e ci rivedremo alla prossima recensione. Che oggi ho fatto da mia mamma e vi faccio vedere dove farò il mio ufficio, perché non c'entro tutti i giorni, perché io ormai sto sola e quindi ormai mia mamma non lavora più tra poco, quindi ci sarò poche volte nel mio ufficio. Oggi qualche altra volta ci sono, ma pochissime volte. E quindi per rumori che sono arrivate prima, che adesso credo che voi sentirete, e che sto mettendo a caricare il mio tablet, e quindi fa papam, 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 che fastidioso, mi dà un nervoso quando faccio i miei video. Lo vedete? Non ci può parlare, perché quando faccio i miei video recensioni c'è sempre questo cacchio di rumore che mi dà sempre fastidio e non è possibile. Lo vedete? Lo sentite? Vediamo. Noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima recensione. Poi vi chiederete, ma perché qualche volta c'è questo colore arancione quello fa le recensioni? Vi rispondo subito, perché non lo so perché c'è, ma non credo che ci sia su tutti i tablet. Come mi dà nervoso questo dannato rumore, che me lo spacco il tablet se no finisce. Non lo so perché, però dovrò vedere. Vabbè, io vi saluto, spero che la recensione vi sia piaciuta, commentate, ciao. Devo dire che siete migliori, perché veramente. E mi sono iscritto ad alcuni canali io, ad alcuni video, e ricambiate con me. Vabbè, ciao.